È atteso quasi 1 milione di visitatori all'antica Fiera del Soco, inaugurata ufficialmente oggi. L'edizione di quest'anno, dall'8 al 14 settembre, è considerata quella della rinascita a tutti gli effetti dopo la pandemia. Grisignano di Zocco è tornata ad essere totalmente invasa da espositori commerciali di ogni genere, con un occhio di riguardo alla tradizione della Fiera Franca del mercato del bestiame, che affonda le radici nel Medioevo. Una vetrina delle eccellenze del territorio, tra luna park, intrattenimenti musicali e enogastronomia. Qualcuno l'ha definita l'Oktoberfest italiana. Grande momento oggi con questa inaugurazione dove abbiamo avuto con noi Sua Eccellenza il Vescovo di Padova. Ricordiamo che Grisignano è diocesi di Padova e oltre al Vescovo, a Sua Eccellenza, abbiamo avuto grandissima presenza, il generale di Corpo d'Armata Maurizio Stefanizzi, che ricordo essere il comandante interregionale dei Carabinieri, che ci ha onorato della sua presenza. Tanti europarlamentari, parlamentari, abbiamo avuto con noi i consiglieri regionali e tantissime altre autorità. E le adesioni che abbiamo avuto in questi giorni sono veramente soddisfacenti. Ieri sera abbiamo iniziato la prima serata, è stata veramente confortevole proprio dopo tanti sacrifici, siamo molto contenti. Già l'anno scorso i numeri sono stati importanti, penso che quest'anno appunto veramente, vedendo anche un primo assaggio di frequentatori, di espositori, penso sarà una grandissima edizione della Fiera del Soco, quella che si merita appunto comunque l'organizzazione dell'evento. La Fiera Franca del Bestiame è sempre, qualcosa che ricorda la tradizione, la storia, come è nata la nostra fiera, però ci sono tante altre iniziative. Ricordo a tutti, ad esempio, domani la biciclettata, facciamo una prima edizione Bici al Soco. Molti sono anche gli espositori, è merito anche di un territorio vivace e dinamico che grazie anche alle amministrazioni locali si sa a mettere in mostra i nostri prodotti di eccellenza, quindi direi un ottimo lavoro e quello che posso dire è una buona Fiera del Soco per il 2023.